rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Che giorno è? Che comincia con la tosse. Che giorno è? Che precede poi oltre la pagina su Radio Libertà. Non perdiamo le belle abitudini, quelle agli applausi che stanno per arrivare. No, arriveranno più tardi. Ci sono sempre dei problemi tecnici. Allora, siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 12:40. Assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica il grande Francesco, qui ci sono io. Adesso vi dico, fatemi, no, niente, non vogliono, eccolo qua, gli applausi. E naturalmente vi ricordo che Francesco ed io siamo sospesi, vediamo se la indovino, 137,4 metri sopra il livello del mare, vediamo. 137,6, ho sbagliato di 20 centimetri. Siamo con 8,2 gradi centigradi sopra lo zero esterni, una corrente di pensiero assicura che sono almeno 23 interni, 92 si sta benissimo, 92% l'umidità, la pressione è pari a 1023,1 millibar. E l'abbraccio forte alla signora Adriana Angela, alla signora Carmela e alla signora Clotilde, perché loro ci seguono dal canale, ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione che si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Potete seguirci naturalmente con la radio DAB. Io raccomando anche il formidabile la formidabile app, l'applicazione iOS Android. Potete seguirci ovunque. Per gli aficionados 78, forse 82 addirittura, quelli che mi seguiscono, addirittura, sono cose da urlo. Poi c'è il radiolibertà.net, il sito, il profilo Facebook, ve lo raccomando, perché poi per quanto mi riguarda io metto un ampio stralcio, un'ampia sintesi delle interviste che si svolgono nel corso di oltre la pagina, quindi per le donne e gli uomini di buona volontà, fannulloni esclusi, quindi se volete avete tutto a disposizione, è lì, a vostra disposizione, addirittura gratis. Un applauso alla parola gratis, come cantavano tanti anni fa Elio e le storie tese. No, questo non era un applauso. Dunque, prima dei genetriaci, allora, convenevoli formulaici sono stati fatti. Ci sono naturalmente le proiezioni, i rilevamenti demoscopici, la musica per voi e c'è naturalmente anche la scaletta da sciorinarvi, quella dell'oltre la pagina. Piatto ricco, micifico. Oggi, attenzione, che per quanto riguarda la musica per voi, tutto Turner, tutto Tina Turner, la grande Anne May Bullock Turner. Non questa abitudine negli Stati Uniti prendono. Lei, mi ricordo, in una biopic le fecero dire, ma pare cioè, l'ha detto veramente, l'ha detto anche in un'intervista, ha ripreso in una biopic. Tina Turner disse: mio marito mi ha tolto tutto, Ike Turner mi ha tolto tutto, almeno che mi lasci il cognome.
è una cosa che magari noi europei colpisce. Allora, cosa sta succedendo coi 5 Stelle? Davvero, abbiamo visto, dovevano uno vale uno, la scatola di sardine, di tonno, eccetera, eccetera. Hanno tolto anche quello che forse li connotava maggiormente, il limite del secondo mandato. Hanno fatto fuori Grillo, che però ha fatto ricorso. Non è un bel finale, sembrano le comiche finali e soprattutto sembrano diventati. Vi ricordate Grillo quando parlava del PD? Diceva il PD è PD meno L. No, scusate, PDL meno L. E adesso sono diventati, come ha scritto Francesco Maria del Vigo ieri, un PD di serie B, un PD in sedicesima, sedicenti progressisti, quindi vuol dire una sinistra un po' più venata di ambientalismo. Leggevo alcune editoriali oggi, qualcuno dice che potrebbero tornare alle origini andando a pescare nelle sacche dove è maggiore il malcontento, per esempio verso l'immigrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Da quello che sono, mi sembra, le indicazioni dei maggiorenti, sarà un PD con venature verdi. E poi secondo me c'è ne parleremo con Francesco Maria del Vigo, ve l'anticipo come considerazione. Tradizionalmente il PD raccoglie l'eredità, anzi facciamo così, linee aperte se volete intervenire, poi appunto parleremo dei 5 Stelle, tema libero se volete parlare di quello, volentieri 02 92 94 7222 e naturalmente anche il servizio WhatsApp. Allora, il PD raccoglie l'eredità del PC. Questo è una mia, ve la propongo, è uno spunto di discussione, non è un mio editoriale, l'ho scritto comunque nella presentazione su Facebook. Il PD raccoglie l'eredità del PC. Il per natura di partito che deve cambiare lo Stato, che deve cambiare il sistema, il PC era egemonico e quindi tendeva a fagocitare, non c'erano alleati, c'erano solo ostacoli da fagocitare, a se poi usando i metodi più opportuni. Ci provarono con i socialisti, Maneni quando andò all'elezione persero voti tutti e due, se ne andò via. La Margherita l'hanno devastata, ci hanno provato, ci sono riusciti con i movimenti degli anni 70, i Verdi per esempio, i sessantottini, le femministe, li hanno fagocitati, li hanno distrutti. Bossi nel 99 era scritto, ma circolava anche nelle sedi del nord-est, si dava per certo un patto Bossi-D'Alema, fine del 99, dopo diciamo un esito 4,5 europei, delusione, la Lega deve, come stanno facendo i 5 Stelle stesse, deve rientrare in un'alleanza. Bossi non l'ha fatto perché lui sa che se andava a destra aveva il suo spazio, se vai con gli eredi del PC ti fagocitano, state tranquilli che dopo un po' il federalismo è roba nostra, bla 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 bla. E quindi secondo me il rischio non è un auspicio, questa è un'analisi, magari poi con Del Vigo ne vedremo. D'Alema quando era segretario della FIGC, Federazione Italiana Giovani Comunisti, fu mandato in esplorazione a diciamo testare il polso dei gruppi del 68, i gruppettari, quello come cavolo si chiamavano, e la missione era quella di elaborare una strategia per conglobarli, per assorbirli, per fagocitarli. Lui invece tornò e fece relazione al comitato centrale positiva, diceva che bisognava seguirli, che bisognava... D'Alema questo. D'Alema disse, insomma, era un rivoluzionario. Morale della favola, quelli del comitato centrale erano spedito Gallipoli, perché non hanno gradito quelle conclusioni lì. Ma questo è il modus agendi che viene bene o male viene trasmesso chi viene dopo, anche se adesso non c'è più l'obiettivo di cambiare la società, c'è l'obiettivo di occupare le poltrone, quindi tu le devi occupare più che tempo hai, più che ce ne sono, e quelli che ti sono vicini li devi fottere, se mi permettete la parola. Poi c'è un cambio per quanto riguarda
qui Parlamento avremo il parlamentare, dovevamo parlare degli scioperi, invece c'è stato un cambio all'ultimo momento e parleremo con Andrea Dara, che rappresenta la Lega in Commissione dei Trasporti, del nuovo codice della strada. Ci sono tante cose, tante voci, una stretta sui monopattini, il casco, la targa, l'assicurazione, il divieto di andare sui siti extraurbani. Poi bisogna capire perché inizialmente era scritto che non era possibile andare sulle piste ciclabili con i monopattini, poi invece hanno specificato non è possibile andare sulle piste ciclabili fuori dai centri urbani. Insomma, c'è un po' di caos, ci sono i decreti attuativi, perché tutto quello che viene, a parte penso i limiti sulla guida in stato di ebbrezza, a parte quello che può essere applicato subito, il resto verrà applicato al termine dello svolgimento dei decreti attuativi e dell'armonizzazione con le leggi europee. Quindi Sole 24 Ore prevedeva difficilmente entro i 12 mesi l'entrata in vigore effettiva di questa legge. Ci sono anche tante voci, per esempio sulle biciclette elettriche, pare che anche le biciclette elettriche sia previsto per loro, per chi le guida, il casco elettrico, il casco elettrico meglio di no, il casco eccetera, per quelle che hanno 250 watt, per cui che hanno come potenza della batteria oltre i 250 watt, che sarebbe praticamente la maggior parte delle biciclette elettriche. Ma come fai a capire qual è la potenza? Poi basta che i produttori magari scendano a 249, quindi tutto verrebbe diciamo evitato. Certo, devo dire la verità che io sono vietato vietare, sono un antiproibizionista, però è vero che vedi i monopattini che sfrecciano, ma anche anche certi che secondo me sono i limiti dovrebbero essere 25, io ne ho visto uno che era almeno 50, almeno uno che era almeno 50. E non so se Francesco è mai stato sorpassato, lui usa lo scooter, è mai stato, mi dice di sì. Ho visto le biciclette, io le prime volte non sapevo, là sarà un paio d'anni fa che ho visto, queste adesso sono praticamente dei motorini, sono come il SAO, perché vedevo uno che andava veloce, pam 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 pam. Io avevo la bicicletta elettrica normale, quella pedalata assistita, e lui e senza pedalare. Dico, ho capito che è più leggero di me. Poi invece appunto hanno non c'erano questi tipi di velocipedi un tempo, adesso hanno 3 possibilità e anche lì vedo certi che non sarebbe meglio che non andassero, anche perché se freni in bicicletta a quelle velocità lì è un disastro. Lo dico per esperienza, non mi è mai capitato per fortuna, ma proprio perché sono sempre stato attento da questo punto di vista. Vabbè, poi la guida in stato di ebbrezza, questa volta c'è una stretta enorme, il parlare, questo lo sappiamo un po' tutti, una stretta anche per chi parla con il cellulare, anche lì francamente questa non la capisco, chi parla al cellulare. Hanno tutti il viva voce, hanno una tecnologia ormai avanzata, se tu metti il viva voce si sente bene, tu lo appoggi da qualche parte sul cruscotto e senti abbastanza bene, a parte che se stai guidando, se uno ha da dirti qualcosa di urgente, bene, altrimenti chiamami quando metto giù l'auto, insomma, dovrebbe essere il buon senso che dicono tutti. Ma se proprio non puoi resistere, metti il viva voce, non capisco perché uno debba stare, perché è anche scomodo, si sente anche male, non sono i cellulari di una volta, e ormai sono tutti smartphone, iPhone, sono scomodi, tante volte l'orecchio va se lo usi, io infatti non lo uso, anche perché magari con l'orecchio pigi il tasto rosso e si interrompe la comunicazione. Un bel viva voce, o se no gli auricolari, quelli col fili, quelli Bluetooth, quello che volete. Comunque ne parleremo con Andrea Daro, faremo un po' una panoramica su questo argomento. E infine andremo a parlare, anche qui non è stata data molta enfasi, molto spazio a questa notizia, che invece secondo me l'avrebbe meritato, perché le femministe, le trans femministe di non una di meno sono riuscite nel colmo, cioè hanno boicottato una manifestazione, un evento, era una gara podistica
che aveva come obiettivo la raccolta fondi per figli e parenti di donne uccise, con donne morte nei femminicidi, cioè i parenti delle donne uccise con i femminicidi, che li chiamano femminicidi, termine orrendo, ma per intendersi bisogna usare anche quello. E sono riuscite in questo. Hanno interrotto questa gara, hanno appeso questa gara che era organizzata dalla Polizia di Stato insieme alla Regione Piemonte e il centro antiviolenza Emma Onlus, anzi il centro antiviolenza Emma Onlus aveva istituito questo progetto che si chiama SOS, Sostegno Orfani Speciali, appoggiato anche dalla Polizia di Stato e dalla Regione Piemonte. Sono riuscite queste signore a boicottare questa manifestazione che stava raccogliendo fondi per i figli delle donne uccise. Complimenti a queste trans femministe. E poi hanno anche appeso uno striscione: la polizia uccide, la polizia picchia. Per carità, non ci deve essere nulla di sacro, però pensate, io ho fatto una ricerca e non sono riuscito a trovare cifre recenti, a un certo punto pare siano scomparse. Sta di fatto che dal 1961 al 2019, questa è l'ultima cifra disponibile, ci sono stati 3.776 militari feriti o uccisi in servizio. La media è di oltre 66 l'anno. La polizia uccide, la polizia picchia, quindi magari, insomma, prima di appendere uno striscione del genere sarebbe, anche se poi, perché se queste signore dici guardate che vi ricordate il mai più senza, sono convinto che i miei 78 aficionados se lo ricordano. Nel mai più senza c'era proprio categorico: il 35% delle violenze sessuali in Italia viene commesso dagli immigrati, che sono il 6% della popolazione quella volta, perché l'ho cominciato nel 2011, adesso sono il 9%, ma le percentuali sono rimaste quelle. Se tu glielo dici a queste signore, apriti cielo, e sei razzista, e non è vero, no, ma comunque il 65% delle violenze sulle donne le fanno gli italiani. Sì, ma gli italiani sono il 91% della popolazione, mentre il 33, 32, 35% varia nel corso degli anni è commesso dal 9%, che prima era l'8, 7 e 6. Ma niente da fare. E poi c'è un altro particolare, non è un particolare, un episodio che va approfondito. Se accertato sarebbe gravissimo, sarebbe schifoso davvero, riportato sempre da Francesco Giubilei, e lui l'ospite che avremo alle 14.35. Il progetto Dreyfus, o Dreyfus, visto che era francese, ha reso noto che durante una manifestazione, appunto queste manifestazioni per la giornata contro la violenza delle donne, alcuni ragazzi giovani di ebrei sono stati osteggiati, sono stati fortemente sconsigliati dal distribuire volantini che chiedevano di non dimenticare le donne vittime del 7 ottobre. Senza parole, perché è esattamente il contrario del mio mestiere, senza parole. Allora, questo è il panorama. Cominciamo, abbiamo 2 minuti, possiamo cominciare. Se qualcuno vuole intervenire, ripeto, 0292 94 7222, e andiamo con genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del sesto giorno di Frimaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti un martedì, martis 26 di novembre, anno domini 2024, che dir si voglia. Tra 2 minuti avremo l'intervallo, e Lorenzo, intanto ti ho messo Tina Turner, metti un po' quello, diciamo, io ho dato indicazione, non è una scaletta, quelle sono le canzoni grosso modo da mettere.
Nel 43 a.C. il secondo triumvirato tra Ottaviano Augusto, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido è uno dei momenti salienti della storia romana. Allora, poi se vi dico chi l'ha detto, vi stupirete. Come sarebbe bello il socialismo senza i socialisti? E chi l'ha detto? L'ha detto Filippo Turati, che è un socialista storico, tra l'altro un ariano da Canzo, Como. Come sarebbe bello il socialismo senza i socialisti. E restiamo nel novero dei nomi storici della politica italiana, i liberi e forti di Don Luigi Sturzo, nato in provincia di Catania. Un programma politico non si inventa, si vive, disse. Il principio della sussidiarietà, lui ha fondato la DC, poi l'ha disconosciuta perché non era quello che intendeva lui. Insomma, una figura che viene ripresa anche noi con il professor Flavio Felice qui in radio, riprendiamo una figura davvero da ripassare a fondo, perché i libri di storia un pochino la mettono, a meno, è vero che sto parlando di un po' di decenni fa, quando andavo a scuola io. Adesso intanto invece le 13 Forza Inter, Vallo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Il rinoceronte è una pièce teatrale di Eugène Ionesco. Si pronuncia alla francese, lui è rumeno di nascita, ma è in Francia che è diventato famoso come Soran, anzi lui dice sì, Soran e altri ancora. Dio mi dovrà delle spiegazioni, ha detto. Voler essere dei propri tempi significa voler essere già parte del passato, ha detto. C'è una telefonata, la parola chi ce l'ha? Pronto? Pronto, chi è? Pellegrini? Esatto, indovinato. Ho indovinato. Senti un attimo, io sono Mimmo da Varese. Tu forse non ci siamo conosciuti perché io quando c'era solo Radio Padania Libera mi sono sfogato e andavamo d'accordo. Adesso, cioè, voglio dire, ma è possibile che su Salvini si mette sempre di traverso? Per forza, lui dice io devo andare contro perché così mi faccio la pubblicità gratuita, ma non va bene così, dai. Io dico la Lega si deve tornare nella Padania, basta, finito. Il Sud bisogna lasciarlo in pace, io sono del Sud, però devo ragionare così. E finché c'è lui il voto non glielo do, non ve lo do più, assolutamente. E finché magari speriamo che Zaia o il ministro della finanza prendano lui in mano la Lega, se no così non andiamo da nessuna parte. Già è arrivato al 5% delle ultime elezioni, ecco. Ma non ce l'ho con Salvini, però voglio dire, dai, ascolta. Io mi ricordo quando appena si è preso la Lega, è venuto a Varese a Gallarate. Io non pago il biglietto perché il raccordo anulare e Napoli Reggio Calabria non pagano il costo. E poi adesso lo scarrozza a spese mie. Ti sembra giusto questo? Dai, su. Cioè, tu magari non puoi parlare perché sei dentro, ma io sono un libero cittadino e posso dire, secondo me, ringrazio che mi permettete di fare ancora queste cose qua. Però voglio dire, io sono ancora il numero vecchio del Radio Padania Libera. Ecco, scusami del mio sfogo, però voglio dire. Questo è lo scopo originario di questa radio. Personalmente ho idee diverse, ma non perché non posso averne altre. Ma tu spero che hai capito il mio pensiero. Sì, dire, no, ma ho capito. Io trovo che però la situazione sia molto, molto più complessa e articolata. No, lo sfogo sì. è permesso, è lecito e nessuno dice nulla. Comunque all'Europea la Lega ha preso il 9, quindi diciamo che io ho vissuto gli anni in cui l'obiettivo era il 5%. Nell'Europea del 2004, dopo l'ictus di Bossi, l'Europea la Lega prende il 5%, abbiamo festeggiato. Quindi, però Mimmo sarebbe scusa Mimmo, ti do del tu. Questa mia risposta sarebbe un po' furba, sarebbe un po' disonesta. Ho capito quello che intendi, io credo che il tuo malessere rifletta però una situazione più complessa e articolata. Magari non ci arrivo io semplicemente ero arrivato al punto che io non potevo vedere i miei corregionali di Campania specialmente, capito? Ti posso dire anche un'altra cosa, senza ombra di dubbi. Finché noi abbiamo la palla del Sud, l'Italia non va da nessuna parte. Qualcuno magari dei miei corregionali possono dire io sono un venduto. Non sono un venduto, io sono arrivato qua a Varese 4 anni fa e ho trovato una società ottima, tranquilla e non ho mai pensato, io lavoravo in posto, non ho mai pensato di andarmene giù dal mio paese, assolutamente. Cioè voglio dire. Va bene. Dai. Ok, io ti ringrazio, scusami del mio sfogo, però. No, questo insomma era il codice, il DNA della vecchia Radio Padania, e poi per quanto mi riguarda negli ultimi anni con un orario diverso spazio non e poi c'è stato anche quei 2 anni di Covid che hanno guastato molto, se devo essere sincero, perché c'era meno politica. L'intervento di Mimmo è politico, io la penso diversamente perché magari fosse così semplice come la mette lui, è una situazione complessa che secondo me non puoi pensare di prenderla per mano semplicemente guardando il vertice.
ed è una situazione complessa in un'Italia che è sempre più stanca e complessa. È molto peggio questa Italia rispetto a quella in cui la Lega iniziò a muoversi nei tardi anni 80, primi anni 90. Però è un'Italia che sta sempre in piedi, anche questo è da discutere. Allora, qui c'è Maurizio, sento odore di contestazione anche qui. Attenzione sul nuovo codice stradale, forse sottovalutate le pesanti sanzioni con multe assurde e lunghi periodi di ritiro della patente. Punire è giusto, ma rischiamo di distruggere vite che devono anche lavorare e multe sempre più alte anche per i piccoli momenti. Educare o distruggere molti articoli e sanzioni scritti da chi viaggia con l'autista. Rivediamole, scrive Maurizio. È un grande abbraccio che ricambio da Vito. Questo è un racconto, peccato che non c'è tempo. La balena bianca e Vito detto Vitocchio. Bello. Adesso non ho tempo per sentire, ma andiamo avanti. Allora, eravamo ai genetriaci, eravamo arrivati. E qua io mi addolcisco, qua la politica la prendo, per un attimo la sospendo, perché qui entra la poesia, entra l'ironia, entra la fantasia, l'immaginazione, la bellezza, entrano i Peanuts. Oggi è il genetriaco di Chams Monroe Schulz e in un'intervista di un po' di anni fa lui rivelò che la ragazzina dei capelli rossi è veramente esistita. Avete capito? La ragazzina dei capelli rossi. Per i bambini, i ragazzini, io ho cominciato a 8 anni a leggere i Peanuts. Lo trovai, ero con un altro bambino nel garage dei suoi genitori e c'era uno scaffale con riviste, eccetera. E c'era un vecchio numero strappato senza copertina degli Oscar Mondadori. Mi incuriosì e lì cominciai a appassionarmi. Credo avessi 8 anni, un poco più. E per i bambini timidi, la ragazzina dei capelli rossi è un miraggio, è una leggenda, ed è esistita veramente. Forse ha fatto anche bene a non volere, dopo la sua scomparsa nel 2000, che qualcuno continuasse il bambino dalla testa rotonda. C'è un'altra telefonata. Pronto? Sono Paolo da Cagliari, ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Niente, volevo solo collegarmi col discorso che faceva l'amico della Campania, che adesso abita a Varese. Volevo dire i miei pensieri. Da una Prego. parte sono d'accordo con lui per quanto riguarda il sud. Io sono nato a Cagliari, vissuto in Sardegna e sono orgoglioso anche di questo. Però c'è una verità che lui ha detto. Da Roma in giù la gente è abituata ad essere assistita all'essenzialismo, chiede sempre cose e quando lavorano non pensano solo all'orario, non pensano alla produttività. La differenza tra il sud e il nord è questa. È una brutta verità per me che sono sardo, però è una realtà che condivido col campano, è vero questo. Io faccio rappresentante da 50 anni circa, ne ho 70 e ho girato l'Italia in lungo e in largo e posso garantirti che 8 su 10 al sud non hanno voglia di lavorare e hanno un concetto diverso dal lavoro rispetto a voi del nord. No, aspetta Paolo, voi no, lascia perdere voi, no, a parte che io sono friulani e sardi hanno un legame speciale. Allora, però mi devi spiegare, perché li ho visti con i miei occhi anche in fabbrica, tantissimi meridionali sgobbare come più di noi del nord, usiamo il noi e il voi. Allora io credo che non siano quelli gli abitanti cittadini del sud a non aver voglia di lavorare, sia un sistema sbagliato e bisognerebbe cambiare questo sistema. Hai detto niente, però per come l'hai messa sembra quelli del sud non hanno voglia di lavorare, quando vengono qua la maggior parte lavora come più di noi, si impegna, vuole fare la casa, vuole mandare i figli a scuola, eccetera, esattamente come cerchiamo di fare noi, e molti di loro imparano i nostri dialetti, almeno dalle mie parti in Veneto e Friuli,
Quindi per me è un sistema che va, cioè prima di buttare via il bambino con l'acqua sporca, bisognerebbe pensare a un sistema che andrebbe ricostruito, andrebbe costruito ex novo, e non è facile, è quasi impossibile, me ne rendo conto. Prego, scusami. Sono d'accordo con te quello che hai detto, però c'è una piccola percentuale che è andato per lavorare. Io la vivo personalmente, cioè io ho avuto delle aziende, ci ho rinunciato per avere 9 dipendenti, 8, 7, 6, alla fine sono rimasto solo perché chi viene a lavorare qui c'è una cultura diversa dall'essenzialismo che gli permette la politica, cioè chiedono ma non danno, questa è la realtà, però non tutti ovviamente, hai ragione tu, quel 2-3% sono persone che lavorano, che producono, che si prestano. Questo è una constatazione, è un dato di fatto. L'altro volevo dire, per quanto riguarda Salvini, io l'ho conosciuto personalmente a Cagliari, mi ha fatto piacere, venne qui tanti anni fa, quando ho preso la Lega al 2,5%, quasi al 3%, e l'ha portata al 16,50%. Sono sempre stato della Lega io dal 93, sono leghista mentalmente, però è anche vero che lui ha commesso un errore gravissimo, che io non lo condanno, ma il popolo italiano se l'è legato al dito quando ha fatto cadere il governo, anziché stare lì e combattere ha fatto una scelta sbagliata, magari consigliato male. Io oggi voglio bene a Salvini, voglio bene a tutti i leghisti che la pensano bene, e sono d'accordo con queste due, diciamo, soluzioni che ha fatto il Campano, però lui ha sbagliato a dire che Salvini non lo condivide. No, Salvini va aiutato ancora, ha fatto un errore su 100 cose che ha fatto, non possiamo condannarlo, se ne è ravveduto e adesso sta lavorando bene. Non aggiungo altro, grazie a voi di esistere, perché date coraggio a gente come me, che c'è qualcuno che la pensa bene. Tutto qua. Addirittura. Grazie Paolo. Bene, sono telefonate che comunque mi piacciono, perché significa che c'è ancora, mi viene da dire, lo zoccolo duro di persone che hanno a cuore l'idea della politica, poi la politica bisogna forse separare non mi ricordo mai se il grano dall'olio o dall'aglio, cioè un conto è ma è inutile, insomma, su cose chiare. La politica è un discorso, la politica è società, e poi invece c'è quella che viene fatta dalla burocrazia dei partiti, eccetera, eccetera. Non tutti i partiti sono uguali, vabbè. Comunque va bene, così vi ringrazio davvero, perché mi fate respirare la vecchia Radio Padania, quella dove c'erano interventi di diverso tipo, critici, non critici, eccetera. La radio migliore, cioè voi eravate quelli che davano il contributo decisivo. Gianni De Michelis, a proposito di politici, anche qui vedete, le cose non sono mai come le pensiamo. Mi stava antipatico Gianni, lo chiamavano Lonto, Avanzo di Balera, proprio era anche spocchioso certe volte. Pensate anche a altri esponenti, i veneziani quando vogliono devono essere spocchiosi come nessuno sul pianeta, però poi, imparando eccetera, è stato un ministro degli esteri pazzesco, formidabile, è stato un gigantesco ministro degli esteri. Lui diceva: la cultura è il petrolio d'Italia e deve essere sfruttata. Cacciari, Giudecchino Cacciari. Allora ma in Mora Bueo Marzo, Tita Morti. Migno, ma a Venezia proprio ti trattano così, se magari ostacoli qualcuno perché sei un attimo e cerchi di prendere le coordinate. Gli insulti peggiori. Dicevo, un'altra frase del grande Chance Monroe Schulz: non sei mai così stupido come quando stai cercando di sembrare intelligente. Lo sgub, il thank you del molisano Aldo Biscardi. Non parlate più di 4-5 alla volta, se no non si capisce. Il processo del lunedì, la moviola in gambo. Andiamo. Pensate che, sì, beh, lo sapete, lui iniziò come giornalista dell'Unità, poi
abbiamo Karin Schubert, che è stata anche attrice pornografica, iniziò con le commedie sexy italiane, lei è tedesca. Poi abbiamo la Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti, che pare voglia ritornare. Ho letto che vorrebbe candidarsi di nuovo a sindaco di Milano. Vediamo come. Secondo, no, non so, no. Da quello che sta dalla deriva, io ho sempre cercato, lo sapete, certe volte magari ho alzato i toni, ma ho sempre cercato di evitare gli allarmismi. Quando c'era la rubrica May più senza, lo dicevo, non è contro gli immigrati, contro un certo tipo di immigrazione, e io non voglio esagerare, ma adesso a Milano comincia a esserci una situazione insostenibile. I fatti del corvetto, ho visto un'immagine, ce le aveva girate, me le ha fatte vedere Vincent che ha visto. Lo sapete, 2 ragazzi immigrati o comunque o immigrati di seconda generazione, uno rapinatore, uno è stato ucciso. Se vedete le immagini, andate online, ci sono incendi, ci sono situazioni che sembra di essere nelle banlieue parigine. Milano ha sempre avuto fisiologicamente le sue sacche di malaffare, di violenza, di rischio, è una grandissima città ed è fisiologico che dove c'è il miele arrivino anche le mosche, ma qui, per carità, sto parlando di esseri umani, ma era per dare un esempio, qui adesso si è aggravato molto, un lassismo incredibile. Quando tu vedi un consigliere e un trans, ma non si può dire trans, se fossimo in Francia se fossimo in Germania avrei già beccato 10.000 euro di multa, una trans consigliera comunale del PD che ha attaccato ferocemente quel ragazzo, ferocemente sì, perché comunque i toni non erano feroci, ma i contenuti sì, quel ragazzo che filma le zingare o comunque i borseggiatori e le borseggiatrici, siccome molti sono rom, i zingari che non rubano. E lei cosa ha fatto? Lo ha attaccato pesantemente. E questo è il clima, capito? Un ragazzo che filma borseggiatrici sapete chi colpiscono i borseggiatori e le borseggiatrici? La parte più debole della popolazione, gli anziani, quelli magari grossi e grassi come me che fanno fatica a muoversi, che hanno una certa età, cioè gli indifesi rubano. E lei cosa ha fatto? Ha attaccato chi denuncia, chi ruba gli indifesi. Questo è il PD, questo è Milano, questo ormai è Beppe Sala e quindi nasce tutto dal discorso della Moratti. Con quello che Sala lascerà, ammesso che non si ricandidi, in eredità, non sarà semplice per la sinistra, per quanto abbiamo visto Bologna, ma Milano è un altro discorso. Milano li ha avuti i sindaci non di sinistra, quindi Sala stesso, io sono sempre convinto che sia uno di destra, era city manager della Moratti peraltro, e sta peggiorandosi. Addirittura qua Risse, anche qua dalle nostre parti, insomma Afori è sempre stato un quartiere abbastanza tranquillo, ho letto che si sono verificate delle risse e questo è brutto. C'è una telefonata, pronto? Eccoci qua, buongiorno, finalmente. Allora, senti, sono un tuo coetaneo, nel senso che io abito in provincia di Gorizia. Tu sono Walter. Allora, io volevo dare ragione a quella telefonata o a quel WhatsApp che ti hanno mandato, che riguarda i provvedimenti presi per via dell'alcol e compagnia bella, al di là di tutta questa retorica che sento ormai tutti i giorni da leghista da parecchi anni, che ho 72 anni. Allora, voglio dire, qui gli impuniti sono gli extracomunitari, i ladri, i delinquenti, vengono, fanno, brigano e furtano. Ed è la verità. Invece poi quando anche la Lega prende decisioni su questo discorso fatto appunto anche sull'alcol, tu sai che noi qua in Friuli Venezia Giulia abbiamo l'abitudine di bere un bicchiere di vino anche la sera, magari finito di lavorare, eccetera, eccetera, e quindi siamo direttamente colpevoli di essere degli ubriaconi, e se ci beccano e ci fanno il soffietto, no? Magari che hai bevuto un bicchiere di vino o sei andato a cena con la moglie o quant'altro sabato e domenica,
Quindi, come voglio dire, ragazzi, vogliamo capire che ci mettono in cattura costantemente, e qui c'è di mezzo anche Salvini. Salvini deve smettere, certe cose sono inappropriate, non va fatto così, non va il tasso zero e va colpevolizzato, come dire, il popolo, e invece tutto il resto va come cazzo va. Quindi vuol dire che la Lega ultimamente davvero attraverso il signor Salvini sta perdendo quota, perché ce ne accorgiamo di essere noi quelli colpiti, le persone per bene. Ciao, buon lavoro. Scusate. Allora, no, grazie a Walter da Gorizia. Dicevo, Radio Libertà, libertà d'opinione, libertà di espressione soprattutto. E sentiremo Andrea Dara della Commissione Trasporti alle 14.05 per cui Parlamento proprio sulla riforma del codice della strada. Quindi vedremo di sottoporre alla sua attenzione anche i commenti che esprimono forte criticità come quello di Walter e anche come quello di Maurizio su WhatsApp. Allora, vediamo se adesso se c'è un'altra telefonata. Allora, prima di passare ai sondaggiati, ai rilevamenti demoscopici, c'è una telefonata. La parola a chi ce l'ha. Pronto? Buongiorno signor Pellegrini, Lisetta. Non potevo fare a meno visto che l'argomento che ha intrattenuto lei in principio. Allora, signor Pellegrini, gli accoltellamenti della Movida, l'allarme delle liti fra adolescenti, io sottolineerei fra adolescenti, ragazzi, non se ne può più, perché a Perugia, anche a Latina, Ischia, non è solo a Milano, L'Italia, mi sembra da nord a sud, in questo weekend ha appena terminato. Allora, un sedicenne ha subito una lunga operazione, si trova attualmente in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria Goretti per un taglio all'altezza del torace che gli ha perforato un polmone. Secondo, ha riportato una prognosi di 30 giorni il 22enne accoltellato sabato sera a Perugia davanti a un locale in strada Trasimeno Ovest. Ai carabinieri ha raccontato di essere stato aggredito da sconosciuti. Punto di domanda. Allora, poi c'è sabato e domenica al centro di Ischia Porto, in corso Vittorio Colonna, dove un 18enne e un 16enne sono stati accoltellati da un 17enne. È bastata una banale discussione, mi sembra che ho letto così in biblioteca, per degenerare e arrivare alle botte e poi ai coltelli. Allora penso, signor Pellegrini, ai nostri politici che spero facciano qualcosa per questi fatti incresciosi, perché se c'era ministro il nostro Salvini le cose cambiavano senz'altro. Naturalmente nella nostra televisione italiana nessuna notizia a riguardo di questi fatti. Io la saluto e buona giornata anche a lei. Lisetta, grazie anche a Lorenzo perché mi dimetti ormai comincio ad avere lacune preoccupanti. Allora, andiamo ai rilevamenti demoscopici, i sondaggiati, anche se questo è un dato Istat. Occupazione, retribuzione e costo del lavoro, dipendenti privati. Allora, il settore privato extra-agricolo nel 2021 ha occupato 15,4 milioni di dipendenti per un totale di 19,5 milioni di posizioni lavorative con almeno un'ora retribuita nell'anno a carico del datore di lavoro. Le posizioni del centro-nord rappresentano il 75,8% del totale, occupate dal 76,6% dei lavoratori, mentre quelle nel mezzogiorno il restante 24,8% dei lavoratori. Questo è un approfondimento sulle differenze territoriali da parte dell'Istat per quanto riguarda l'occupazione e le retribuzioni. Ed eccolo qua il sondaggiato. Abbiamo un Demos MP, Demetra, committente della Repubblica, quindi siamo a sinistra. La riforma dell'autonomia, favorevoli e contrari. Contrari 60%, favorevoli 35%, non sa il 5%, e te pareva. E calla.
noi leggiamo tutto comunque, di quel che c'è, non manca nulla. Andiamo all'intervallo tra 5 minuti, allora, una panoramica insieme a Francesco Maria Del Vigo, che ieri ha anche scritto l'editoriale in prima pagina sul giornale, con il vice direttore del giornale Del Vigo, per capire cosa sta succedendo nei 5 Stelle e poi cosa succederà dopo nella politica italiana, che è quello che forse ci interessa di più. Pausa. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci, oltre la pagina, con la sua sigla storica che mi è stata fregata da qualche pezzo grosso della TV italiana, della Rai, ma questa è mia, io mi ha che sono anni che adopero questa sigla. Un giapponese che suona la bossa nova, fantastico. Tra l'altro questo era un brano anche con una sonora di un film di Herzog. Andiamo invece seriamente adesso, non che non siano seri questi discorsi, ma noi abbiamo chiamato il vice direttore del giornale Francesco Maria Del Vigo per parlare di quello che sta succedendo ai 5 Stelle e quello che di conseguenza, di riflesso, succederà nel panorama politico italiano. Ieri ha scritto anche un editoriale in prima pagina su questo, non ha fatto sconti. Devo dire, Francesco, intanto grazie per essere qui ai nostri microfoni e benvenuto. Grazie mille per l'invito, buongiorno a tutti. Devo dire che ti sei distinto, non hai fatto sconti ma non hai neanche infierito nella tua analisi. Se avessi scritto io sarei andato giù con lo spadone, e invece tu lucidamente hai facendo benissimo, hai disposto tutti gli elementi, celebrando comunque quello che è un funerale, il funerale di Beppe Grillo e del 5 Stelle, dell'uno che vale uno, eccetera, del Parlamento aperto come una scatola di tonno, cioè di un movimento che comunque rifletteva un sentire popolare esistente, perché sono arrivati al 34-35% dei voti, quindi una repulsione verso un certo tipo di politica di cui loro si erano fatti interpreti ma che adesso non c'è più. No, certamente, Conte ha cercato di trasformare l'Assemblea Costituente, così l'ha chiamata, anzi no, era il nome effettivo dell'Assemblea Costituente, in un battesimo, ma di fatto era un funerale del Movimento 5 Stelle per come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, e di Beppe Grillo, che del Movimento 5 Stelle è stato il fondatore. Addirittura, come tutti sanno, gli aderenti, i seguaci del Movimento 5 Stelle si chiamavano grillini, tanto il partito era personalistico. Adesso dubito che si chiameranno Contini, non so come si chiameranno, in quale modo lo faranno. Quando nacque il Movimento 5 Stelle, io, ma non solo io, dal giornale del giornale e molti altri giornalisti siamo stati subito scettici nei confronti di questa creatura ibrida, però c'è un altro, il Movimento 5 Stelle di allora aveva un vantaggio, cioè cercava di battere una via autonoma, di sbagliare in solitudine, e di errori ne hanno fatti tantissimi e li stiamo ancora pagando oggi sotto tutti i punti di vista, non solo quello politico-sociale ma anche economico, purtroppo. Al netto di tutto questo avevano una visione della politica personale, piuttosto autonoma, piuttosto anche originale, secondo me catastrofica ma assolutamente originale. Invece l'altro giorno Giuseppe Conte di fatto ha voluto prendere per sempre subalterno il Movimento 5 Stelle, aggregandosi al grande carro del progressismo nazionale e internazionale, dove in Italia sappiamo bene che ci sono due partiti che hanno molta più esperienza del Movimento 5 Stelle, quindi lo spostamento definitivo e conclamato ufficialmente a sinistra del Movimento 5 Stelle di fatto lo consacra come partito subalterno al PD, sarà un piccolo cespuglio nella galassia della sinistra. Da questo punto di vista, per questo dico che Conte è stato il becchino del Movimento 5 Stelle e anche del grillismo per come l'abbiamo conosciuto, appunto. Poi le beghe continueranno, cioè Grillo che vuole far rivotare, ripetere la votazione, è tutta una pantomima che già conosciamo, è la mimesi di quello che è stato fatto nei partiti della prima, della seconda, della terza Repubblica. Loro pensavano di essere diversi non erano, forse in taluni casi erano persino peggiori, e lo stanno dimostrando anche in questi giorni. Io registravo questo anche, no? Intanto sembrerebbe, senza voler pensare male, che ti ricordi quando viene nominato Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte confessa candidamente di non aver mai votato 5 Stelle, era il 2018, e fa capire di aver votato PD.
Sembra quasi che il Certo. pastore abbia portato le pecorelle smarrite al suo ovile. E poi un altro discorso, bene o male il PD è erede del vecchio PC. Il vecchio PC aveva una visione egemonica, chi vuole cambiare il mondo deve averla, e non aveva alleati, aveva degli ostacoli da abbattere o da fagocitare. Accadde con i socialisti di Nenni, mi sembra nel 56, ma le elezioni andarono male, è accaduto con la Margherita. Negli anni 70 hanno assorbito i gruppi che potevano essere quelli ecologisti, quelli femministi, anche quelli del 68, i centristi. Casini eletto a Bologna col PD al massimo, è una fotografia fantastica. E Certo. cioè, mi chiedo, non rischia il 5 Stelle di fare la stessa fine, di essere assorbiti una volta era per cambiare il mondo, ma adesso magari sarà per occupare spazi di potere, volgarmente detto poltrone, però vedo lo stesso rischio. Sì, sì, sono totalmente d'accordo, verranno fagocitati dalla sinistra, che è più strutturata dal punto di vista politico e culturale, e quindi e anche sul territorio, perché ricordiamoci che il Movimento 5 Stelle manca totalmente di radicamento sul territorio. È stato un movimento moderno, liquido, che si appoggiava sulla rete, funzionava nelle grandi elezioni, nelle piccole elezioni regionali, le abbiamo viste ora, ma anche nelle comunali, salvo qualche caso, penso a Roma e Parma, che è stata la prima che vinsero, non ha mai avuto un grandissimo successo. Quindi sì, io credo che verrà totalmente fagocitato dal Partito Democratico. Mi fa sorridere pensare che, secondo alcuni analisti, 3, 4, 5 o 6 mesi fa, Conte stava contendendo la leadership del centro-sinistra a Elly Schlein. Ecco, io non ho assolutamente una grandissima stima politica di Elly Schlein, però credo che il suo lavoro, cioè quello di tenere in piedi il PD, sia riuscita in un modo o nell'altro a farlo, e anche dimostrato di avere più contezza politica di Conte, che è convinto di essere Winston Churchill, siccome è stato Presidente del Consiglio per grazia ricevuta, ma di fatto, evidentemente non ha gli strumenti politici per timonare e governare un partito, visto che ha portato il Movimento 5 Stelle a arenarsi nelle siepi del progressismo, come dicevamo prima. Per cui penso che il suo compito, ma come lo dicevi tu giustamente prima, Giuseppe Conte era un ex elettore del Partito Democratico, lo ha confessato palesemente. Dove poteva portare il PD se non dal Partito Democratico? Era evidente, però è un agnello sacrificale a questo momento il Movimento 5 Stelle. Tra l'altro, hai appena detto tu, no? È strutturato. Condivido la tua opinione sull'Islam, anzi, molto peggio, però l'Islam bene o male ha alle spalle, qualcuno può pensare addirittura sia guidata dai Franceschini, dai Bettini, cioè c'è una saletta del potere nel PD che gestisce. A me personalmente non piace, può non piacere, ma comunque è segno di una strutturazione che Conte non ha. Cioè Conte vive dei suoi cambiamenti repentini da una parte all'altra, e soprattutto c'è un punto che tu sottolinei, Francesco. Il doppio mandato, bene o male, era rimasto magari la foglia di fico, non lo so, ma era quello che in qualche modo differenziava, te li faceva comunque ancora distinguere, tant'è che è stato un punto molto tormentato nel dibattito grillino e adesso è stato tolto. Era l'ultima foglia di fico, come l'hai chiamata giustamente tu, che testimoniava una diversità grillina. Loro pensavano che fosse non solo politica, quasi antropologica, pensavano di essere una casta contro la casta. Ecco, questa superiorità non c'era, lo si è visto appena c'è stato l'impatto e l'ingresso dei grillini dentro quei palazzi di potere che dovevano aprire con una scatola di 3 tonne. Si sono trovati benissimo, si sono fermati in quello che doveva essere una stazione di passaggio, l'hanno arredato, ci sono stati dentro, chi di più, chi meno. Penso a Di Maio, per dire che ha collezionato un curriculum stratosferico, se ci pensiamo al ruolo che adesso è internazionale, un ruolo importantissimo, era arrivato nei palazzi del potere come se fosse come uno sprovveduto dal punto di vista teorico, ma ci si è trovato benissimo dentro, per cui è evidente che l'incontro del Movimento 5 Stelle col potere ha deflagrato il Movimento 5 Stelle. Rimaneva appunto il doppio mandato. Il doppio mandato era la foglia di fico dietro la quale nascondersi per sostenere di essere ancora diversi da tutti gli altri partiti in circolazione. Adesso non hanno più nemmeno quello, non so quale sia la diversità che hanno. Erano tante le idee che si portavano dietro di differenza, l'hanno tutte perdute durante il cammino, nessuno si ricorda nemmeno più quale siano il 5 Stelle, cosa volevano significare, perché tutto è andato perduto. Si ricorderanno i 5 Stelle per un disastro nei conti dello Stato che hanno fatto come reddito di cittadinanza, e principalmente per queste cose,
per il super bonus, sì, ci ricorderanno per alcuni provvedimenti, però non diversi dagli altri partiti. Ecco, la diversità è andata assolutamente perduta, però forse era un sogno utopico, onirico di un comico, appunto. Ricordiamoci che tutto è nato con una provocazione, un partito che è nato sull'onda del Vaffa, piazze urlanti e bercianti che mandavano a quel paese minacciando delle cose più turpi tutta la classe politica intera. E poi cos'è stato quella piazza? È stato un taxi che ha portato una nuova classe politica a diventare esattamente come la classe politica precedente. Credo che gli unici che si siano autobeccati il Vaffa siano gli elettori, quello che lo urlavano in piazza, perché erano sicuramente sinceri e stavano, come dire, spiegando al mondo che c'era un'Italia che non amava la politica di quel momento storico preciso, assolutamente, ma sono stati a loro volta fregati. Io ti confesso che in realtà non sono mai riuscito a mettere a fuoco, perché c'era i 5 Stelle, c'erano, ormai non ci sono più del Vaffa, ma c'era un'articolazione complessa che io non sono mai riuscito a mettere a fuoco, quella di Casaleggio. Certe volte mi sembrava quasi, non so se l'hai letto il saggio Psicologia delle folle di Gustave Le Bon. No, Gustavo Le Bon che dice a un certo punto: guardate, se in un tribunale togliamo i giudici e mettiamo il cittadino comune, avremo sentenze più giuste, perché i giudici sono condizionati. E l'uno vale uno, mi sembrava arrivasse a voler arrivare a quel tipo di gestione della cosa pubblica, non più diciamo guidata da determinate caste, da determinate burocrazie, ma una gestione fluida che coinvolgesse, diciamo, il cittadino laico. E mi è venuto in mente che, se ti ricordi, qualche anno fa in Belgio sono stati, credo, 18 mesi senza governo e andava tutto benissimo. Cioè, mi sembrava che ci fosse l'intenzione di arrivare, però non è stato articolato in una maniera leggibile, e si è preferito prendere i voti perché la gente pensava che fosse il movimento del Vaffa e basta. Però, come vedi, mi scuso, ho dato un'esposizione anche confusa io stesso, perché io ho fatto fatica a mettere a fuoco quello che volevano veramente. Poi è anche morto e poi è anche scomparso a un certo punto, forse Ecco, in un momento importante, Casaleggio. Il primo giro di uovo a sicuro è stato la scomparsa di Casaleggio, perché Casaleggio è stato un visionario che ha tracciato, come dire, ha visto linee, corridoi che in quel momento non esistevano. Ci sono dei video, uno si chiama Gaia, che si trovano ancora su YouTube, risalgono al 2007-2008 credo, in cui profetizzava quello che sarebbe successo nel mondo. Non sempre, per fortuna, ci ha preso, però erano delle visioni distopiche, fantascientifiche, che però spesso intercettavano quello che poi in un modo o nell'altro, magari in modo un po' grossolano, intercettavano però sarebbe successo. Quindi Casaleggio aveva una componente come dire, di previsione di quello che sarebbe successo nell'immediato, o 10, 15, 20 anni dopo, e aveva anche una componente, secondo me, anarchico-libertaria, che è andata totalmente persa poi con lo sviluppo del movimento, perché si è scontrato prima di tutto con Beppe Grillo, che aveva una cultura politica differente, forse non aveva nemmeno una cultura politica, aveva solo voglia di fare un grandissimo casino. Ricordiamoci che Grillo, poco prima di incontrare Casaleggio, non era il profeta della rete che aveva uno dei blog più visti al mondo, era un signore che spaccava i computer sui palchi degli spettacoli che faceva con un martello, dicendo che la tecnologia si avrebbe rovinato. Poi rimane folgorato dalle visioni di Casaleggio e decidono di fare questo partito. Penso che poi Casaleggio, da uomo di idea e di visione, sia stato probabilmente uno dei primi a rendersi conto che l'impatto con la realtà aveva modificato del tutto la sua creatura. Però ormai era troppo tardi, per il momento stava andando per la sua strada, e poi purtroppo Casaleggio è morto. Quindi come dire, l'eredità che ha avuto il figlio Davide è stata, come dire, il potere che ha ereditato gli è stato rubato da tutti quelli che erano attorno, perché ormai il Movimento 5 Stelle in un modo o nell'altro si era strutturato. Però penso che il movimento delle origini, che poi magari lo studieremo meglio fra qualche anno, come dire, quando sarà tutto raffreddato, abbia avuto probabilmente qualche impulso interessante, o sia partito, sia scaturito da una spinta interessante, però si è corrotto subito poco dopo. Il massimo della corruzione ovviamente morale, non si parla di corruzione di Mazzette, è arrivato con l'ingresso in Parlamento. Se pensiamo che loro all'inizio non potevano nemmeno andare in televisione, poi hanno monopolizzato tutte le televisioni, non potevano allearsi con nessuno, si sono alleati con tutti praticamente, a parte con Fratelli d'Italia, hanno governato con tutti. È stato forse uno dei partiti più trasformisti, cioè ha vissuto una transizione costante, cambiando pelle mese dopo mese, anno dopo anno. Ma forse la foto è quella dell'ex presidente della Camera, Fico, che il primo giorno va in metropolitana e dopo un po' però si
si dota di un'auto blu, di tutti i comfort, eccetera, eccetera, eccetera. Prima di lasciare i tuoi impegni, Francesco, volevo chiederti gli ultimi sviluppi, no? Quelli di ieri. Grillo si mette di traverso, Grillo chiede di ricontare i voti, si parla di Grillo che potrebbe soffiare, sobillare l'astensionismo. Secondo te fin dove arriva? Di sicuro il suo intervento peggiora ulteriormente le cose per i 5 Stelle, perché non è un bel vedersi, sinceramente. Due persone che litigano attirano la nostra curiosità, ma non sono comunque un bel vedere. Cosa può provocare? Secondo, dove può arrivare? Perché abbiamo visto Toninelli dire: no, signori, il simbolo è mio, e quindi è riapparso Toninelli. Cosa ne pensi? Ma è uno di quei divorzi dolorosi in cui i coniugi continuano a litigare fino alla fine, quelli che si rimettono più sono i figli, in questo caso gli elettori, pochi elettori che sono rimasti, che probabilmente credono ancora nel progetto di movimento che non esiste più. Però Conte e Grillo contribuiranno da una parte e dall'altra alla disgregazione totale del movimento e alla distruzione, perché non credo che Grillo abbia la forza di creare, di fare una scissione e creare un suo partito, nemmeno che abbia la voglia probabilmente, e Conte non so dove possa andare, appunto, se non essere un partito subalterno del Partito Democratico. Ricordiamoci che in ballo c'è anche un'altra cosa, c'è un contratto che è stato rescisso a Grillo di 300.000 euro all'anno, quindi al di là di tutto non stiamo nemmeno parlando di idee, di ideologie, no, stiamo parlando anche di gestione, di amministrazione pratica della cosa politica, utilizzata spesso anche per scopi privati, per cui dietro tutto questo ci sono anche interessi privati, ci sono antipatie personali, perché ricordiamoci che Giuseppe Conte è stato creato da Beppe Grillo e da Casaleggio, non sarebbe mai Casaleggio Junior, non sarebbe mai diventato Presidente del Consiglio se Grillo non avesse deciso, insieme credo anche a Di Maio, di farlo diventare tale, per cui c'è da una parte uno che è convinto di essere il padrone perché ha fondato il movimento e di essere anche l'elevato che ha tolto dalla massa e plasmato una persona che adesso gli si ribella contro, quindi c'è anche tutta la narrativa del parricidio in quello che sta uccidendo, però è la distruzione di quella che è stata la famiglia grillina per come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. E in chiusura, è la fine del campo largo ed è, diciamo, ritorniamo al bipolarismo? Ma secondo me la Schlein è una buona segretaria del Partito Democratico, è una pessima federatrice, nel senso che il campo largo si sta di fatto disgregando attorno a lei, un po' forse per merito suo, perché avendo una politica particolarmente di sinistra, è quello che dicevamo prima, se Conte vuole portare il Movimento 5 Stelle verso sinistra, c'è una forza di sinistra che è molto più attrattiva del Movimento 5 Stelle a questo punto, che è il Partito Democratico. Però il campo largo mi pare che non abbia funzionato particolarmente. Nelle ultime 14 elezioni mi pare che ne abbia vinte, da quando nelle regionali su 14, 11 l'ha vinta il centrodestra, 2 l'ha vinta il centrosinistra, 2 ultimamente, una prima. Ha perso anche la Liguria al campo largo, che era una regione in cui in teoria avrebbero dovuto fare un gol a porta vuota, per cui non credo tanto all'esistenza del campo largo. Ci riproveranno sicuramente, ci sono ancora 2 anni per le elezioni politiche, tenteranno di farlo, però più si restringono gli alleati del campo largo, più rimane solo il Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle si sta asciugando e con una cannuccia lo sta succhiando via in parte il Partito Democratico. Poi, come dicevamo, con questa assemblea costituente il Movimento 5 Stelle ha deciso di buttarsi direttamente all'interno della tinozza del Partito Democratico. Questo è un caso di suicidio politico, ma succede spesso. Allora, io concludo, lascio il vice direttore del giornale, Francesco Maria Del Vigo, ai suoi impegni. Lo ringrazio moltissimo Grazie e a voi, spero grazie mille. di averti nuovamente presto ai nostri microfoni. Un Quando saluto. vuoi, grazie. Buona giornata a tutti, grazie mille. Grazie, abbiamo ancora qualche minuto. Io direi magari di stare sul pezzo, sui 5 Stelle, però sono io, essendo ecumenico di natura, potete dire quello che volete. Se intervenite 02 92 94 7222. Vi ricordo che avremo poi per qui Parlamento parleremo del codice della strada con l'esponente che siede in commissione trasporti per la Lega, il parlamentare Andrea Dara, e poi avremo il Segui la Lega e con
Francesco Giubilei, andiamo un po' a vedere quello che hanno combinato le femministe, che hanno addirittura boicottato una manifestazione che stava raccogliendo fondi per figli, parenti delle vittime dei femminicidio. Quindi non ci sono parole. Vediamo intanto di dare un aggiornamento. Allora, come vera Lega dobbiamo alzare la voce, noi leghisti ci stiamo da tempo accorgendo che Salvini e dintorni sono diventati dei scendiletto della destra, appunto facciamo tutti i giorni con Radio Libertà una trasmissione che denuncia. Grazie Lisetta, by nonno Walter, rialziamoci o ci mangiano, sveglia Salvini, non ti votiamo più perché è troppa retorica anche in TV, altro che zecche rosse, torna ai popoli dai invece di prendere... Vabbè, questo è un po'... non è firmato comunque, anche questo è un messaggio critico. Non sapevo che in Italia ci fosse un dittatore simile a quello cinese. Poi Antonia, che Salvini, tutto il male viene da lui, un uomo solo al comando, Antonia, un pochino. Matteo Ximpi mi sembra un po' eccessivo, non fatemi fare l'avvocato difensore, primo perché non è il mio mestiere, secondo perché sicuramente Salvini non ne ha bisogno, però Matteo Salvini come Ximpi è un pochino esagerato, il fatto stesso che abbiate diritto di tribuna anche critica qui a Radio Libertà significa che non è proprio così. In Cina non credo esista un emittente che permette di criticare Xi Jinping. Se esiste dura 30 minuti e poi tanti saluti. Va bene, andiamo avanti. Comunque sono io che vi invito a intervenire, quindi di sicuro non posso esercitare censura. CDA di BPM sull'OPS di Unicredit, forti preoccupazioni per gli effetti sull'occupazione, il governo valuta il Golden Power, ecco cos'è, perché è nato. I PM, i dati ci dicono che la quindicenne è morta per suicidio. Naufragio nel Mar Rosso, recuperati 4 corpi e 3 sopravvissuti. Il Corriere, Larimar Annaloro si è suicidata, il PM sulla ragazza morta a Enna. Le scarpe non erano pulite, il biglietto d'addio scritto da lei. E poi ancora, Banco BPM dice no all'offerta di Unicredit, preoccupati per ricadute su occupazione perché Salvini parla di banca straniera. Eravamo pronti a condurre un attacco atomico, le rivelazioni shock dell'ex ufficiale russo sull'invasione dell'Ucraina. Le fake news su TikTok, il rischio infiltrati. Che succede a Milano? Il pericolo banlieue. Che magari erano in 2, uno è stato ucciso. Chi lo sa, oggi mi chiedevo, magari c'è anche quello, tra questi c'è anche quel signore che lo scorso anno, però non era a Corvetto, era vicino a Porta Romana, in centro Milano, ha aggredito per rapinarla della collanina la mia compagna alle 3 del pomeriggio. Insomma, l'ha anche colpita perché lei si è divincolata, adesso va ogni tanto a farsi delle cure al piede, dove questo risparmio mi è venuto in mente, sapete perché? Questa cosa mi è venuta in mente perché adesso a Milano davvero non c'è limite. 3 del pomeriggio ero andato a ritirare degli esami che avevo fatto io, esami medici clinici, era giugno, quindi Milano centro. Ma mi è venuto in mente perché io non c'ero, ero qui che lavoravo, e quando l'ho saputo ho avuto un moto di furia, insomma, potete immaginare, umano, normalissimo. Mi è venuto in mente quando quella signora che è stata scippata in Emilia, mi sembra, un'albergatrice, è stata scippata e ha seguito il ladro con l'auto e lo ha abbattuto, l'ha ucciso. Che è una cosa tremenda, terribile. Però
quelli che puntano sempre l'indice, avete mai provato voi a essere rapinati? Avete provato, come è successo a me per esempio, a vedervi gli zingari in casa? Io li ho visti, per questo li chiamano, erano zingari. Eh no, non erano svedesi, erano zingari. A vederseli in casa, ti svegli e te li trovi, perché senti i rumori, te li trovi in casa. Sapete cosa si prova? È facile, è come la consigliera PD di Milano che punta l'indice contro il ragazzo che fotografa meritoriamente le borseggiatrici. È facile, però quando lo provi, quando ci trovi in mezzo, bisognerebbe che qualcuno cominciasse a interrogarsi, se non l'ha mai provato, che provi a interrogarsi su quello che si prova quando si è in situazioni come quelle. Mi fermo prima di parlare troppo, e anche perché ho parlato troppo, sono le 14:02. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Qui Parlamento.
Allora, sempre con oltre la pagina di Radio Libertà, abbiamo il parlamentare l'onorevole Andrea Dara, che rappresenta la Lega in Commissione Trasporti a Montecitorio. Innanzitutto un grazie e un benvenuto ai nostri microfoni, onorevole. Buongiorno a tutti. Allora, parliamo di codice della strada. Innanzitutto volevo chiedere i provvedimenti di cui si sta molto parlando, poi entriamo nel merito. Quando entreranno in vigore? Perché ho letto su Sole 24 Ore che ci saranno i decreti attuativi, poi ci sarà l'armonizzazione con le leggi europee. Non è un cambiamento repentino che avverrà dall'oggi al domani, mi sembra di aver capito. Sì, beh, innanzitutto No, è andato. Allora, abbiamo qualche problema. Vediamo se riusciamo a recuperarlo, anche perché mi dice Lorenzo che l'onorevole Dara è in treno e se per caso è tra gli Appennini e le Ande, in mezzo agli Appennini, ogni speranza è perduta, e quindi vediamo se riusciamo a riacciuffarlo, almeno cercherò allora di essere sintetico. Bentornato, non so se mi sente adesso. sì, io mi sento, mi sentite voi? Adesso sì. Allora, l'attuazione di questo nuovo codice, stavamo parlando di quello. Sì, ecco, no, il codice ha ormai oltre 30 anni e era giusto adeguarlo perché in questi 30 anni è cambiata totalmente la mobilità del nostro paese e secondo il mio punto di vista sarà operativo entro qualche settimana, dovrà essere firmato dal Presidente della Repubblica e prima di Natale o comunque con l'anno nuovo sarà operativo. Dicevo, vecchio di 30 anni e andava adeguato, l'ultima modifica è stata fatta nel 1993, è stata fatta un'altra modifica nel 2006 ma solo con l'introduzione della patente a punti e quindi si è proceduto all'attuazione del nuovo codice della strada. Proprio circa una settimana fa, come ben sapete, è stata la giornata mondiale delle vittime della strada. Noi in Commissione abbiamo udito parecchie associazioni vicine o comunque che rappresentano le stesse vittime della strada e i dati che sono emersi sono veramente agghiaccianti, perché se calcoliamo che in Italia tutti gli anni vi sono circa 165.000 incidenti, di cui con 225.000 feriti, e questi feriti ricordiamoci che sono anche feriti che saranno non sono tutti feriti temporanei, sono persone che avranno delle disabilità permanenti, senza contare gli oltre 3.000 morti che vengono. Dobbiamo tenere conto anche che spesso e volentieri i dati più alti degli incidenti sono dovuti all'utilizzo del cellulare. Infatti il 25% degli incidenti sono causati dalla distrazione e di questi 25% dei distratti alla guida che creano incidenti, una gran parte è dovuta all'utilizzo del cellulare. Poi certo ci sono anche il mancato rispetto delle precedenze, o comunque le velocità troppo elevate, o comunque la guida sotto effetto di alcol o droga. Quindi un intervento molto molto importante che sicuramente fa discutere in questo periodo, ma in questi 30 anni non è stato mai modificato nulla e andava non è adeguato ai nostri tempi. Tanto io per poco venivo preso sotto da un cretino che guidava col cellulare, parlando al cellulare. L'ho scampata di poco perché non mi aveva visto, perché stava parlando al cellulare. Ecco, però, onorevole, le dico la verità, sono arrivate, io ho presentato la trasmissione e anche questo argomento, devo dire che sono arrivate però alcune telefonate di ascoltatori leghisti che si lamentano un po' perché dicono forse non era il caso, soprattutto si pensa, io sono mezzo friulano, mezzo veneto, dalle mie parti c'è preoccupazione per quanto riguarda
la guida, mi dicono magari bevo mezzo bicchiere e mi fregano, un eccesso di severità secondo alcuni ascoltatori che sono intervenuti. Lei cosa dice a costoro? Guarda, io posso dire che ho ascoltato in modo costante, dicevo, l'associazione delle vittime della strada, e quando sentite famiglie distrutte perché hanno perso i propri figli o i propri familiari per incidenti dovuti soprattutto all'utilizzo dell'alcol, quindi guida in stato di ebbrezza, capite che la situazione diventa anche difficile da lasciar perdere. Se voi andate semplicemente su internet e cliccate associazioni vittime della strada, andate a vedere quello che è successo nell'anno 2023, 2022, 2021, purtroppo tante persone hanno perso la vita proprio perché alla guida si sono trovate persone con un tasso alcolemico alto. Poi capisco che il dibattito sia lo 0,8 è troppo poco, lo 0,5 è troppo poco, ma non sappiate che ci sono stati tanti morti sulle strade per colpa dell'utilizzo in modo importante di alcol. Ne approfitto, purtroppo il collegamento non c'entra con il codice della strada, ma lei siede in commissione trasporti, sono due cruci miei, diciamo, e non può la politica intervenire perché lì solo i costruttori possono, ma glielo chiedo. Il primo, vengo dal nord-est e so che è meglio non aver bevuto neanche un goccio prima di sedersi alla guida. Non sarebbe possibile mettere degli apparecchi che certifichino il tasso alcolico del guidatore in modo che non si accenda l'auto? E poi un'altra cosa, non si potrebbe mettere dei limitatori alle auto, perché dicono, perché giustamente si dice anche la velocità, ma abbiamo auto che vanno a 180, 200, non si potrebbe fare in modo, per esempio per chi ha la patente, ha appena conseguito la patente, anche lì è una cosa che possono fare solo i produttori, per quanto mi risulta, ma ne approfitto di avere un interlocutore come lei al microfono, che non ho più. Pronto? Sì, mi sente? Sì, scusate, ma sono in treno. Lo so. Ci sono i problemi con la connessione. Non so se ha sentito le due domande, sì, che non c'è. Ho sentito è previsto comunque nel nuovo codice della strada che chi viene formato più di una volta in guida sotto ebbrezza, l'inserimento della UNOC all'interno sicuramente l'autovettura. Questo viene già fatto in altri stati, l'Italia si adeguerà con l'inserimento di questo dispositivo che non permetterà a chi sotto effetto di alcol l'utilizzo della propria autovettura. Per quanto riguarda invece i limiti di velocità sulle autovetture, questo è un tema che è dibattuto anche a livello europeo, se ne può anche discutere in Italia. È anche vero che in Italia ai neopatentati potrà essere concesso di utilizzare una macchina con determinati cavalli o comunque determinati kilowatt. E chiudo allora, perché sono abbastanza vecchio, onorevole, perché mi ricordo che era stato preso un provvedimento tanti anni fa in questo senso, cioè il neopatentato non poteva guidare auto oltre una certa cilindrata. Chi intervenne a fermare tutto? Gianni Agnelli, perché aveva delle auto, non so se la tipo quale auto che aveva una cilindrata più alta, quindi doveva vendere, e lui ha detto non se ne fa nulla, ed è andata così. Quindi i tempi sono cambiati, diciamo che adesso avete degli altri problemi da cui risolvere. Spero che non si metta di mezzo se non vuole c'è la strada. Allora,
Andrea Dara, lo ringrazio davvero e a risentirci presto. Scusatemi, ma sono in viaggio in treno e la connessione era quella che era. Intanto grazie a voi. Grazie. Grazie. Qui Parlamento. Allora, io gli ho chiesto quello che gliel'ho messa lì, più gentile di come avete fatto voi in certi WhatsApp, però l'ho messa. Avete sentito le risposte e quindi il servizio noi l'abbiamo fornito, che non diciate che non è così. Allora, o potete dirlo, io sono ama e faccio che vuoi. Allora, Achille della Sardegna, ma la smettano di dare sempre colpa a Salvini. Non voglio fare l'avvocato di Salvini, ma hanno fatto di tutto per distrarlo, inquisirlo. Ogni cosa che fa è sbagliata. Certamente queste nuove regole del codice della strada sono un po' pesanti, però se uno ha un buon comportamento non vedo dov'è il problema. Una cosa chiedo alla Lega: preoccupatevi della nostra sicurezza e resterete al potere. Questi extracomunitari non possono terrorizzare un'intera nazione, scrive Achille. Achille, quanti anni ho fatto mai più senza? Ed era limitato al nord, i crimini commessi dagli extracomunitari, che era una rubrica che puntava il dito però contro le boldrinate, contro chi dice, perché è chiaro che se tu li fai entrare a frotte perché così le cooperative ci guadagnano sopra, perché erano destinati 25 euro o addirittura 35, non vorrei fossero 35 per ogni sedicente profugo, che però venivano dati a chi organizzava e gestiva. Normalmente più delle volte erano le cooperative. Poi dopo scaduto l'anno, quello che era i 2 anni, venivano abbandonati a se stessi. E voi cosa fate se venite abbandonati in mezzo alla strada? È facile che delinquiate anche voi, Quindi vabbè, questo ecco, quella rubrica voleva puntare l'indice contro quel tipo di atteggiamento, di comportamento, e anche voleva essere una rubrica che ricordava cosa prova una persona. Non voglio neanche arrivare a pensare a cose ben più serie di quelle che sono successe a me, con gli zingari che mi sono entrati in casa, la mia compagna aggredita e rapinata. Quelle sono cose che passano, anche se io però per un po' non riuscivo a prender sonno, ogni rumore che sentivo mi svegliavo per mesi. Quindi non voglio però neanche arrivare alle cose più tragiche, perché sarebbe addirittura fuorviante. Volevo anche portare, anche se non ci sono riuscito, perché la maggior parte di voi interpretava quella rubrica come un atto d'accusa nei confronti, un j'accuse nei confronti dell'immigrazione. Non era quello che volevo io, comunque poi si è logorata, insomma, è terminata 2 o 3 anni fa, e quello comunque che emergeva era che volevo far emergere era lo stato d'animo di chi subisce. Berengario saluta, dice: mia figlia ha appena preso la patente, le cilindrate superiori ai 70 non può portarle. Questo è importante dirlo perché col divieto comunque c'è ancora. Saluti. Sì, è tornato a esserci, ma guarda che io sto parlando, Berengario, di credo fossero gli ultimi anni 80 e i primi anni 90. Era stato preso il provvedimento di non far guidare ai neopatentati le auto con una cilindrata superiore, non mi ricordo se fosse 1400, 1500, 1300, non me lo ricordo, credo superiore a 1300, 1100. Sto parlando di più di 30 anni fa. Poi sì, è stata ripristinata, ma pochi anni fa, perché quella volta per volontà, me lo ricordo bene, perché erano gli anni in cui ero magazziniere di autoricambi, quindi era un po' la mia materia, e quindi 89, 90 e 91. Andiamo avanti, perché tra un po' arriva il momento di puntuale come le tasse, dai, puntuale, tra un po' arriva Segui la Lega, vediamo se ci sono
altri aggiornamenti. Vediamo la mia testata preferita, Dagospia. Si tratta di un calciatore famosissimo. Era in stato confusionale, ha colpito la ragazza 2 volte. Allo stato delle cose, Massimo Giletti racconta la brutta storia del giocatore di una delle 2 squadre di Milano che avrebbe aggredito una ragazza nel privé blindato di un noto locale della città. Ci sono altre immagini dove lo stesso giocatore sfascia un muro e poi fa altre cose. Se metti un simbolo rosso sul volto contro la violenza sulle donne e fai queste cose, sei poco adatto al sistema. Sono immagini molto pesanti. Perché la Rai non l'ha mandata in onda? Aspetta, vediamo. Allora, c'è lo Juventino qua. No, non c'è il filmato comunque. Tirato in ballo, vediamo. Cosa accadde in quel privé? No, non si vede. Perché c'è lo Juventino Lorenzo che sta godendo, no? Chi speri? Dai, chi speri che sia questo giocatore, questo mostro? Uno dell'Inter sicuramente. E cioè, tranquillo, impunito, come un gatto che viene a rubarti nel piatto, no? Tu gli urli e dici, cosa vuoi? Oh, sto mangiando, vieni anche a scocciarmi. Stesso atteggiamento. Allora, i giovani d'oggi, dove andremo mai a finire, signora mia? Allora, andiamo avanti ancora. Rampeglia il Campidoglio, l'ex padrino politico di Giorgia Arianna Meloni, potrebbe candidarsi a sindaco di Roma nel 2026. Per lui sarebbe una rivincita. Nel 2021 li preferirono Michetti per il comune, nel 2023 Francesco Rocca come candidato per la regione Lazio. Per la Fiamma Magica sarebbe un modo per mandarlo di nuovo a sbattere, visto che il bis di Gualtieri è considerato quasi scontato. E la Moscello d'Ulivo a Rampelli serve anche a contrastare la terza corrente, quella di Lollobrigida. Ma quanto parla Conte? Ha paura di finire impanato e fritto nella seconda votazione sulle modifiche statutarie? Dopo la doppia intervista al Fatto e al Corriere, a Radio 1 ribadisce: il simbolo non è di Grillo, non può rivendicarlo. Alcuni seguaci di Grillo stanno boicottando, invitando a non voto, è la contraddizione massima dei 5 Stelle. Rivotiamo presto e la comunità risponderà a Grillo. I Dem vogliono inglobare i 5 Stelle nel campo largo, ma Peppiniello sa che in passato il movimento ha preso voti a destra e si smarca. Col PD accordi sui programmi, nulla di precostituito. Levate lo sprezzo, il ministro della giustizia Carlo Nordio esonda: un giudice meno parla meglio è. Il Guardasigilli commenta il nuovo bavaglio alle toghe previsto dal decreto giustizia, che impedirebbe ai giudici di esprimersi su vicende su cui sono chiamati a decidere. E si lascia andare: i giudici non possono e non devono entrare nel merito politico della legge, cioè nel merito. Un PM ha una libertà d'espressione superiore a un giudice che invece deve apparire imparziale. Qui ci sono i capezzoli chiodati. Chi sono i capezzoli chiodati? Di Alessia Lanza, che non so proprio chi sia, mi dispiace. Lorenzo, tu sai chi sia? È una influente, ti pareva ormai. Dai, andiamo con Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare su questo sito? La firma, per esempio. Fai sentire la tua voce, difendere i confini non è un reato, hashtag io sto con Salvini, firma anche tu. E poi l'Instant Book, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, lo potete leggere sempre da questo sito. Richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini, ovviamente stiamo parlando del processo Open Arms, la sentenza arriva il 20 di dicembre. Poi il calendario delle feste della Lega, quindi il momento un po' ludico, un momento di condivisione, anche conviviale con altri amici iscritti, simpatizzanti, militanti della Lega. E poi
la possibilità di iscriversi alla Lega. Molto facile, molto semplice, si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono poste italiane, io raccomando ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Poi abbiamo il momento di autodeterminazione civica. Sono soldi nostri, ma li abbiamo già persi perché se li tiene lo Stato, però noi possiamo fare qualcosa, cioè dire allo Stato dove spendere, indicare allo Stato in quale direzione spenderli. In questo caso questo è un redazionale della Lega e noi con il Corlieto siamo veramente felici di indicarvi il D43 per aiutare la Lega, per sostenere la Lega. Il tuo sostegno vale il 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla, tanto quei soldi lì non li perdi perché non li hai, perché ce li ha lo Stato. È una situazione un po' illiberale, secondo me non dovrebbe funzionare così, tu i soldi me li lasci, poi sono io che decido, ma lo Stato italiano un po' la visione è un po' paternalista e secondo Kant il paternalismo è il primo passo verso il dispotismo, quindi lo Stato italiano paternalista nei nostri confronti decide lui, cioè di tenersi quei soldi, almeno qua col D43, il D di Domodossola, il 4 le stagioni o i fantastici della Marvel o il voto in matematica o i cavalieri dell'Apocalisse, 3 invece sempre e comunque e assolutamente il numero perfetto. E andiamo quindi andiamo alle apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, vale a dire gli suoi esponenti politici. Abbiamo oggi pomeriggio alle 17:15 il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi nella rubrica Economia su Sky TG24. Edoardo Rixi 17:15 Sky TG24. In simultaneo, no, scusate, domani, stessa ora, stesso programma, cambia l'ospite, sempre Lega, l'europarlamentare Isabella Tovaglieri, domani, mercoledì 27 novembre, 17:15, Sky TG24, rubrica Economia, appunto. Poi passiamo a venerdì, in ora antelucana per chi vi parla, nel cuore della notte quasi, ora presta, l'europarlamentare Paolo Borchia a 7 gold, 8:30. Ancora venerdì, però nel pomeriggio alle 17:15, Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega, a Economia Sky TG24, 17:15. Sabato invece, mamma mia, 7:05, lì è proprio il cuore della notte. Le persone per bene di solito stanno prendendo sonno alle 7:05 sotto le coltri. Elisa Montemagni, che invece lavora per noi, per la Lega, è una parlamentare che apparirà 7 giorni Rai 1, 7:05, magari prima di andare a dormire. Prima dimenticavo che nei Genetria ci ho dimenticato 2 nomi, chiedo scusa. Ho dimenticato Ilona Staller, Cicciolina, e poi Pamela Prati, che in realtà si chiama Paola Pireddu. A Cesare quel che di Cesare, a Pamela Ilona quel che di Pamela Ilona. 14:30, ci fermiamo tra 5 minuti con Francesco Giubilei per parlare delle malefatte di certe femministe. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che
dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi il Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
oltre la pagina Radio Libertà. Torna ai nostri microfoni Francesco Giubilei del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, presidente della Fondazione Tattarella, saggista, editore. Leggiamo i suoi articoli anche su Il Giornale. E ieri abbiamo letto una notizia che è stata un po' colpevolmente, secondo me, trascurata da altri organi di informazione, magari quelli più in voga, cioè quello che hanno combinato le femministe di Non Una di Meno. Sono riuscite addirittura a boicottare una manifestazione che intendeva raccogliere fondi per aiutare i figli delle vittime di femminicidio. Senza parole, vi ho detto, ma invece le parole le chiediamo a Francesco Giubilei, che abbiamo al telefono, che saluto e che ringrazio. Benvenuto, dottor Giubilei, grazie per essere qui con noi. Grazie per l'invito. Allora, siamo tra il paradosso, l'assurdo, ma anche il colpevole, cioè nel senso che queste manifestazioni, poi anche lo striscione contro la polizia picchia, la polizia uccide, cioè io non sono uno di quelli che, per carità, io sono per la libertà di manifestazione per tutti, ma quando si va a boicottare addirittura una manifestazione che sta raccogliendo fondi per gli orfani delle vittime di femminicidio, credo che qualcosa minimo bisogna dirlo, come ha fatto giustamente lei nel suo articolo e come cerchiamo di fare noi anche io qui adesso da questo microfono, e le do la parola per commentare. Guardi, il tema della violenza sulle donne è un tema molto importante e delicato, che va affrontato nel giusto modo e che va affrontato superando ogni divisione di carattere politica, partitica, ideologica, per fare in modo che tutta la popolazione sia sensibilizzata per cercare di intervenire su questo fenomeno. Purtroppo però quello che è accaduto negli ultimi giorni da parte di una serie di manifestazioni che sono state organizzate dal movimento transfemminista Ni Una di Meno è stato il paradosso che queste persone hanno deciso di manifestare contro la violenza utilizzando un linguaggio e degli slogan violenti, utilizzando dei gesti violenti come per esempio bruciare la foto del ministro Valditara, e l'apice di questi atteggiamenti si è raggiunto a Torino, dove è accaduta una cosa davvero molto grave. La polizia, insieme al Consiglio regionale del Piemonte, ha promosso e ha organizzato una corsa dedicata proprio ai figli di donne uccise da femminicidio, e i proventi di questa manifestazione dovevano andare proprio a questi orfani di madri vittime del femminicidio. Durante la premiazione di questo evento è intervenuto un gruppo di queste transfemministe di questo collettivo, che hanno esposto uno striscione contro la polizia di Stato, dicendo la polizia spara, la polizia uccide. Ed è una cosa molto grave anzitutto perché avviene durante la premiazione di una manifestazione i cui proventi sono proprio dedicati ai figli di vittime di femminicidio, e dall'altro lato è molto grave perché è offensiva nei confronti in primis delle donne ma anche degli uomini della Polizia di Stato, che sono in realtà il primo baluardo proprio per la lotta contro la violenza sulle donne, che intervengono quotidianamente in tanti momenti di difficoltà, aiutando le donne che hanno impedito, anche grazie al loro lavoro, che avvenissero dei femminicidi. E quindi qua siamo di fronte a un approccio che è un approccio ideologico sbagliato, che è lo stesso approccio che mette sul banco degli imputati tutti gli uomini in quanto tali, senza distinguere il fatto che ci sono degli uomini violenti, ci sono degli uomini che sono delle brave persone, e fare una generalizzazione è quanto di più sbagliato vi possa essere se si vuole parlare di violenza contro le donne. E poi le do la parola, ma vorrei anche raccontare quello che è accaduto alla Fiera del Libro di Roma, Più Libri Più Libri, che è la seconda fiera del libro in Italia, proprio su questo tema, perché è abbastanza importante ed emblematico.
Quello riportato al progetto Dreyfus, di cui ho parlato guarda, ieri. C'è un altro aspetto che va giustamente raccontato, che in queste manifestazioni, come riportato al progetto di Frius, c'è un doppio standard per cui non vengono raccontato quanto è avvenuto nei confronti delle donne israeliane il 7 ottobre, quindi si ricordano solamente certe donne ma non altre donne che sono state appunto vittime di femminicidio, vittime degli attacchi di Hamas, ed è stato anche impedito poi di diffondere dei volantini in memoria di queste donne a queste manifestazioni. Però alla Fiera del Libro di Roma, Più Libri Più Liberi, che è la seconda fiera del libro italiana dopo il Salone del Libro di Torino, accade un fatto che ci deve fare riflettere, ci deve fare molto interrogare, ovvero l'edizione di quest'anno viene dedicata a Giulia Cecchettin e all'interno di Più Libri Più Liberi ci sono degli eventi che sono degli eventi promossi dalle case editrici ed altri eventi che sono organizzati direttamente dalla direzione della fiera, e la direzione della fiera ha deciso di invitare come ospite un filosofo che si chiama Caffo, il quale filosofo è sotto processo per maltrattamenti nei confronti della sua ex moglie. Quando si è diffusa la notizia che era stato invitato questo filosofo, che ad oggi non è condannato, è successo un vero e proprio putiferio nel mondo, diciamo, della cultura italiana, ed è accaduto che molti autori, molti scrittori hanno chiesto il boicottaggio della fiera per questo invito. Di contro, in un primo momento la direttrice della fiera ha difeso la scelta di aver invitato questo filosofo, questo Caffo, perché ad oggi non è formalmente stato condannato, quindi fino a prova contraria, se ci basiamo sul principio di garantismo, è innocente, però ci sono montate tutta una serie di polemiche estremamente forti sui social che hanno portato proprio ieri la fiera a scusarsi, il filosofo a fare un passo indietro, e la fiera ha messo a disposizione la sala in cui lui dovrebbe dovuto parlare alle associazioni contro la violenza sulle donne. Perché racconto questa storia? Per una serie di motivi. Anzitutto ci si può chiedere se da un punto di vista di opportunità si era opportuno invitare questo filosofo all'interno di una fiera che era dedicata alla Cecchettin. Probabilmente non era opportuno. Dopodiché, se però si decide di farlo basandosi su un principio di garantismo, quindi il fatto che lui ad oggi non è stato condannato, bisogna a quel punto però tenere la posizione, non che dopo che ci sono tutta una serie di polemiche sui social si fa un passo indietro. Ma il terzo e ultimo aspetto su cui mi voglio soffermare è un po' l'ipocrisia alla base di tutto ciò, perché questa figura è una figura, diciamo, vicina a quel mondo dell'intelligenza culturale che ben conosciamo, è stato invitato perché appartiene, diciamo, a una ben precisa area ideologica e culturale, e se fosse stata una figura probabilmente che apparteneva a dei mondi culturalmente distanti da una certa egemonia che esiste all'interno della cultura, probabilmente non sarebbe nemmeno stato invitato, sarebbe subito stato accusato senza, diciamo, che il processo sia giunto a conclusione. E in questa fase si ritorce però contro una certa visione di femminismo, se vogliamo anche molto ideologico, gli si ritorce contro perché c'è stata una vera e propria gogna social nei confronti poi degli organizzatori della fiera, che hanno fatto un vero e proprio pasticcio, perché non hanno né difeso il principio del garantismo né dall'altro lato mantenuto la ragione di opportunità di non invitarlo. Ecco, tra l'altro, appunto, dicevo, quello del FUS addirittura ha sconsigliato i manifesti per ricordare le donne vittime del 7 ottobre. Ecco, la malafede, no? Questi episodi, secondo me, dovrebbero essere testimonianze lampanti di malafede, perché la parola patriarcato sappiamo tutti che non esisteva praticamente fino a 2 anni fa, è apparsa magicamente con questo governo. Guarda caso,
in un sistema dove il patriarcato non esiste più, perché è stato superato dalla società, non perché non esistano purtroppo i maschi farabutti e mascalzoni che picchiano le donne, purtroppo continuano, ma la forma nella quale agiscono, la forma sociale nella quale agiscono, diciamo, prevede sempre meno, è quasi scomparso il patriarcato, ma guarda caso lo usano, e chi lo usa è in malafede, perché oppure è un pappagallo che si è fatto mettere le parole in bocca, scusi se esprimo la mia opinione, perché, dottor Giubilei, ma immagino che lei sia d'accordo, perché chiaramente, quando usi la parola patriarcato associandolo alla violenza sulle donne, usi un termine che viene associato a un governo che ha una determinata idea comunque della famiglia. E quindi per traslazione, in modo surrettizio, vuoi fare intendere che questo governo è favorevole alla violenza sulle donne, un governo presieduto da una donna, peraltro. Quindi, quando veramente, non voglio fare citazioni pericolose sulle mani sulla fondina, però quando sento usare quel termine è manifesto quanto è plateale, quanta malafede ci sia, e poi arriviamo a vedere episodi come quelli di Torino, come quelli del Salone del Libro, come quelli riportati dall'associazione Dreyfus. Cosa ne pensa lei, dottor Giubilei? Ma penso che ci sia tanta ipocrisia, perché è un tema che, come dicevo all'interno del primo intervento, dovrebbe essere trasversale, e non è che se una donna è palestinese, la violenza sulla donna palestinese vale più rispetto alla violenza sulla donna israeliana. La donna è donna in quanto tale, a prescindere da dove è nata, a prescindere dalla religione che ha, a prescindere dal credo politico che ha. Allora, se si difende la necessità di contrastare la violenza sulle donne, bisogna farlo nei confronti di tutte le donne, non che poi se c'è una donna che è un ministro di un governo di centrodestra, allora si è liberi di poterla insultare o censurare, come è avvenuto per esempio al ministro Roccella, non che se ci sono delle donne che sono israeliane, allora in quel caso è vietato ricordarle e vengono boicottate. Peraltro questo è, se vogliamo, l'emblema dell'ipocrisia, perché sappiamo bene qual è la condizione delle donne nelle società islamiche e soprattutto nell'Islam radicale, che è quello rappresentato da Hamas e che vige in gran parte della Palestina. Di contro Israele è una nazione in cui avvengono liberamente gay pride, ci sono associazioni LGBT, eccetera. Quindi se da un punto di vista teorico queste persone dovrebbero essere anche più vicine alla società israeliana rispetto alla società palestinese, e però sono le stesse femministe che in Italia occupano le università italiane per chiedere il tema del gender e quant'altro, e poi quando si parla del Medio Oriente invece fanno le queer per la Palestina. Insomma, ci sono tutta una serie di contraddizioni, per cui anche il tema del patriarcato, per cui non si può dire che il tema del patriarcato vige anche in Italia all'interno delle famiglie islamiche. Molte famiglie islamiche sono delle famiglie che hanno una visione, se vogliamo, più patriarcale, e di contro nella società italiana le famiglie italiane non sono delle famiglie patriarcali. Dopodiché in una nazione da 60 milioni di abitanti ci sono alcuni uomini violenti, questo sì avviene, come ci sono degli assassini, come ci sono dei criminali, come ci sono dei mafiosi, come ci sono degli stupratori, però generalizzare o dire che la società italiana è una società patriarcale è sbagliato. Soprattutto mi sembra che vuole creare divisioni e non invece dei punti, delle piattaforme comuni per affrontare questo problema. Allora io direi che per il momento può bastare. Ringrazio davvero Francesco Giubilei, lo leggiamo tutti i giorni sul giornale. Grazie e a risentirci presto. Grazie, presto. Allora, andiamo verso il termine dell'odierna trasmissione. Andiamo a dare degli aggiornamenti. Chi è qua?
Stefano. Eh, vediamo se riprendo, visto che abbiamo qualche minuto. Ieri c'è stato, purtroppo ho potuto leggerlo, anzi ascoltarlo, non fare audio, riferito, torniamo un po' indietro a Segui la Lega, sul 2 per 1000, un'ascoltatrice che aveva fatto delle osservazioni. Vediamo se è rimasto il file. Ieri, che ora sarà stata? Vediamo, 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 vediamo. Forse è questo? Vediamo. No, era un'ascoltatrice. È un file audio. E i file audio chiaramente non riesco all'impronta, perché uno prima deve sentirli, insomma, perché se vedi quello che c'è scritto e ci sono cose che non si possono leggere, non le leggi. Non in senso di censura. No, qua no, 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 no. Vediamo. Allora, state lì, che tanto prima o poi ce la posso fare, no, 7:56. No, è scomparso quel messaggio, probabilmente, vediamo, probabilmente sono arrivati, cioè, ne sono stati mandati altri e quindi niente da fare. Comunque, grosso modo, era appunto l'ascoltatrice, esprimeva la sua contrarietà, diceva che lei non è d'accordo che lo Stato si tenga i nostri soldi. Però comunque, visto che sic stantibus rebus, cara ascoltatrice, noi consigliamo comunque il 2 per 1000 per la Lega, perché se no son soldi che poi se li tiene lo Stato, quindi diciamo che è un limitare i danni. Piuttosto di niente, meglio il piuttosto, si dice. Qui siamo ancora a BPM per quanto riguarda l'ANSA. BPM respinge l'offerta Unicredit, forti preoccupazioni per gli effetti sull'occupazione. E qui vediamo se invece ci ha portato BPM a rifiuto la proposta di Unicredit. Anche qui diretta. Disertore russo, nel febbraio 2022 eravamo pronti all'attacco nucleare. Vediamo se ci sono aggiornamenti sul mio sito preferito. No, c'è sempre questo presunto calciatore di una squadra di Milano che secondo Giletti ha aggredito una ragazza, e ci sarebbe un filmato. Dopo le auto, l'acciaio, sono crauti amari per l'industria tedesca. Il colosso ThyssenKrupp taglierà 5.000 posti di lavoro entro il 2030. Altri 6.000 lavoratori andranno persi nell'esternalizzazione a fornitori di servizi esterni. Dietro il piano pesantissimo c'è il netto calo della produzione dell'acciaio. Come Volkswagen, Thyssen vuole ridurre del 10% tutti i compensi dei dipendenti. I sindacati è una dichiarazione di guerra nei confronti dei lavoratori. È stata la mano di Sergio, il governo fa dietro fronte e modifica il decreto che affida alle corti d'appello i ricorsi dei richiedenti asilo. I giudici avranno altri 30 mesi di tempo per adeguarsi alla gestione dei casi migranti. Dietro la decisione c'è la sollecitazione dei tecnici del Quirinale pronti a bocciare il testo in mancanza di aggiustamenti. La scorsa settimana i 26 presidenti delle corti d'appello avevano scritto a Mattarella denunciando il disastro annunciato che farebbe lievitare gli arretrati. Questa era l'ultima notizia, direi quindi che possiamo appropinquarci alla conclusione dell'odierno Oltre la pagina. Vi lascio veramente in compagnia, in magnifica compagnia. Ricordavo, Lorenzo, aiutami, aiuta questo povero vecchio. L'ho detto in diretta o te l'avevo detto te fuori onda che Tina Turner aveva fuori onda? Tina Turner, che tra l'altro è scomparsa qualche anno fa, era venuto a abitare sul Ticino, un marito miliardario, villa, eccetera. Io credo di averla vista addirittura, perché è la parte nord del Verbano. E dicevo che mi aveva colpito, dicevo Lorenzo, perché ho sempre visto Tina Turner come una espressione di New York, no? Newyorkese che si annoia, insomma, in mezzo alle bellezze bucoliche, eccetera. Invece probabilmente non è così. Tina Turner
è anche newyorkese, ma è stata tante altre cose, è ancora una voce meravigliosa, perché lei non c'è, ma la sua voce resta, le sue canzoni restano, le sue interpretazioni restano, e vi offro l'ultima proposta, e offro naturalmente il mio grande ringraziamento a Lorenzo il Magnifico, sulla tolla di comando e regia tecnica, e tutti voi che anche oggi avete scelto Radio Libertà. Avete ascoltato Oltre la pagina.